Divampa la polemica trasversale a Cormons dopo il via libera da parte dello Stato a utilizzare un paio di palazzine del demanio militare dismesse per ospitare i profughi che da qualche giorno si sono accampati sulle rive del fiume Isonzo. Fabio Russiani, ora che succede? Dobbiamo partire un attimino da lontano, dal fatto che viviamo un particolare momento storico in Italia, nella nostra regione e anche nel nostro territorio, e parlo della provincia di Gorizia e del comune di Cormons. In questo momento credo che la domanda di immigrazione sia irricevibile per una serie di motivi che vanno analizzati con una certa cura e con una certa dovizia di particolari. Che cosa intendo dire? Intendo dire innanzitutto che la struttura, la macchina amministrativa dell'accoglienza, dell'immigrazione e dell'integrazione ha dei grossi deficit strutturali e parlo ovviamente della macchina statale. A livello locale le istituzioni, anche le associazioni fanno di tutto, il volontariato fa il possibile per aiutare questi immigrati ad integrarsi e ad arrivare ad essere accolti sul territorio della nostra provincia, del nostro comune. Senta, sta di fatto che lo Stato come sempre se ne lava le mani, nel senso che demanda ai comuni il discorso solito armiamoci e partite. Esattamente, armiamoci e partite. Il comune di Cormons in questo momento aveva la disponibilità di alcune palazzine che sono quelle site in via Bancaria che in realtà credo siano ancora del demanio militare, perché all'epoca ospitavano i militari che svolgevano attività presso la caserma ora demolita di la caserma di via Roma. Però in questo momento credo che questi immobili non possono essere utilizzati. E poi la cosa che mi fa più arrabbiare, e ripeto, qui nessuno deve essere tacciato di xenofobia, perché i cormonesi e tutti gli abitanti di Isontino mai sono stati xenofobi, visto anche il contesto storico e culturale, insomma, che contraddistingue il nostro territorio, però non possono essere ospitati anche per il semplice fatto che le case sono ancora da mettere a posto. E in secondo luogo quello che mi fa veramente arrabbiare è il fatto che prima di questi immigrati avevano fatto domanda a tante persone per poter andare ad abitare in queste case e nessuno si era mai preoccupato di poter attivare un percorso che permettesse di usufruire di questi appartamenti. Ora, la domanda che mi faccio, la domanda che penso fanno tutti: come mai l'altro ieri sul giornale tutti si stracciavano le vesti, facevano delle commissioni, c'erano i prefetti, i dirigenti che cercavano una soluzione per mettere questa gente qua a Cormons, come anche in altre parti di Isontino, a Palmanova anche, e poi invece già 3 anni fa, 4 anni fa, quando c'era la domanda di poter utilizzare questi appartamenti, nessuno si è mai mosso. Ecco, questa è la cosa che mi fa arrabbiare. Allora, da una parte abbiamo la corsa ad aiutare lo straniero nel momento in cui c'è una contingenza, un problema che deve essere subito risolto, e dall'altra invece quando il problema è degli italiani, ma anche di altri stranieri, perché adesso non voglio assolutamente mettermi a fare un discorso di razza o di etnia, perché non mi appartiene, però in quel caso lì nessuno poi si è preoccupato di produrre o di fare qualcosa. Russiani, mi permetta, Cormons da sempre, come l'intero Friuli, è crocevia di passaggio di popoli. Sì, il pericolo dello straniero, la grande paura dello straniero, in realtà è una paura atavica, una paura che l'uomo ha sempre avuto dentro di sé, prima per una popolazione, poi per un'altra, comunque la paura di chi è diverso. Questa è una paura che in realtà noi non dobbiamo avere. Ovviamente è un momento storico, come dicevo anche prima, molto complesso, molto complicato, in quale l'Italia e l'Europa intera soffre una crisi senza precedenti, e le nostre paure alla fine si riversano dove? Si riversano nei confronti di chi è diverso. Quindi questa paura dello straniero in realtà è una paura che è alimentata da noi stessi, e soprattutto, e questo lo dico e non me ne voglia l'amico Costantini, anche un po' dai mass media che fanno passare giorno dopo giorno tutte le peggiori nefandezze che vengono commesse in giro per il mondo, ma
quelli non sono gli stranieri, non sono tutti gli stranieri, quindi non è giusto che noi ci chiudiamo a riccio e affrontiamo la situazione immigrazione con una levata di scudi che alla fine non produce nulla di buono né per noi né per gli stessi stranieri. Ma io replico alla sua risposta dicendo che probabilmente non è solo colpa dei giornalisti, è anche colpa di certa politica a 360 gradi incapace di gestire la situazione. Assolutamente, ma credo che anche sia un modo di una certa politica di trovare il consenso attaccando lo straniero, attaccando il fenomeno dell'immigrazione, che in realtà è un fenomeno dalle dinamiche molto complesse, che è vecchio come l'uomo, che noi dobbiamo saper accettare come abbiamo sempre fatto. Io ho letto tanti post in questi giorni, anche sui social network, che mi hanno spaventato, perché noi cormonesi, noi abitanti della provincia di Gorizia, non siamo quelli che scrivono cattiverie sui social network, non siamo mai stati. Probabilmente il momento storico è così delicato che tutti, come dicevo, riversano le loro paure sul problema dell'immigrazione, che invece è un fenomeno assolutamente naturale che dobbiamo saper accettare e dobbiamo saper gestire. Ovvio, e ripeto ovvio, che in questo momento storico, come prima ho detto, la domanda di immigrazione è assolutamente irricevibile, perché non siamo in grado di poter ospitare questa gente in nessun modo, e non mi sento di criticare, come ho già detto, quei sindaci, quegli amministratori che fanno di tutto per impedire che vi siano dei flussi migratori all'interno dei propri comuni. Dovrà essere contingentata l'immigrazione, dovrà essere rivisto il sistema con il quale vengono gestiti i flussi migratori, sicuramente sì, ma noi non lo sappiamo in questo momento come fare, perché queste sono decisioni che vanno prese non qua a Cormons, sicuramente non in provincia di Gorizia, bensì a Roma. Dobbiamo ringraziare invece tutte quelle persone che ogni giorno sotto la forma del volontariato si spendono per aiutare questa gente, e per cercare di far comprendere a chi non l'ha ancora compreso, non lo vuole comprendere, che in realtà lo straniero non è sempre una cosa negativa, anzi è una risorsa per tutti quanti noi.